È stato un weekend disastroso per la nostra politica internazionale. Giorgia Meloni è stata smentita dai leader europei sull'invio delle truppe, poi ne ha approfittato della presenza di Vance e von der Leyen per una riunione, una photo opportunity a Chigi, ed è stata smentita anche da Ursula von der Leyen. Oggi un Consiglio dei Ministri in cui dovevano finalmente dedicarsi ai problemi degli italiani, famiglie e imprese in difficoltà, si sono messi a litigare per dei posti, delle poltrone, Trentino, Friuli, Venezia Giulia, e intanto l'Ipsos certifica che l'80% degli italiani ha rinunciato a curarsi nel pubblico almeno una volta per le liste d'attesa lunghissime. Questa è la realtà del Paese, sono incapaci. Presidente, però lei aveva detto che Meloni era isolata a livello internazionale, ieri invece... Quindi secondo lei basta la photo opportunity per rimediare, per sentirsi, invece abbiamo recuperato la credibilità secondo lei? Prego, altra domanda. No, sul referendum così per raggiungere il quorum. Ma guardi, il quorum dipende dai cittadini. Se i cittadini hanno interesse ad avere più tutele nel mondo del lavoro, devono venire a votare. Se invece hanno interesse a favorire i soliti poteri forti, i soliti padroni, si diceva col linguaggio vecchio, non venite a votare, lasciate che comandino sempre gli altri e voi ovviamente, tutti noi, poi ci rassegniamo. Grazie. Però Presidente, lei ha detto che Meloni può essere una pompiera.